Bentornati in questo percorso che riguarda tutta la famiglia. Oggi parliamo della fase finale della gravidanza, della parte che precede la nascita che viene chiamata travaglio. Però prima andiamo a trattare quella parte dedicata che contiene il dolore, detta analgesia. E lo facciamo con la dottoressa Teresa Dogareschi, medico anestesista della clinica di anestesia e rianimazione dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Benvenuta. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a lei, dottoressa. Senta, dottoressa, giunti al termine di una gravidanza, una certa importanza l'assume la figura proprio dell'anestesista. Quando è proprio che la donna va a incontrare questa figura? La donna incontra l'anestesista come figura che garantisce la sicurezza o comunque contribuisce assieme a tutto il resto dell'equipe a garantire benessere e sicurezza nel percorso nascita. Noi ci affianchiamo al ginecologo, all'ostetrica, al neonatologo, alla psicologa, a tutte le figure infermieristiche che collaborano con noi, che sono altrettanto importanti, e la donna ci può incontrare in varie fasi in realtà, non solo alla fine della gravidanza. Sicuramente è molto importante il momento in cui la signora si trova in travaglio e può richiedere l'analgesia, oppure ci può incontrare in sala operatoria qualora fosse necessario il taglio cesareo. Sicuramente però potrebbe trovarci anche in corsia in caso si tratti di una gravidanza a rischio o per altre urgenze, oppure all'interno di un ambulatorio per le visite e le valutazioni. Perché è così importante la figura dell'anestesista, dottoressa? L'anestesista collabora con il ginecologo per gestire quella parte di salute materna che va un attimino al di là delle competenze delle altre figure che sono presenti. L'anestesista, come anestesista rianimatore, è abituato ad intervenire nell'urgenza, emergenza e nella gestione del dolore, e di conseguenza è appropriato che sia proprio lui a prendersi cura di questa parte questa fase della gravidanza, di tutte le necessità della donna, sia che si tratti di una gravidanza fisiologica, sia che si tratti invece di qualcosa di un attimino un po' diverso, magari con qualche complessità clinica da dover gestire. L'epidurale di solito spetta di norma appunto a quel medico specializzato in anestesia totale e locale o generale. Quando viene fatta l'epidurale e perché? L'anestesia, anzi l'analgesia per essere precisi, epidurale, è sicuramente in questo momento il modo più efficace e sicuro di gestire il dolore quando abbiamo bisogno di farlo con dei farmaci. Sappiamo benissimo che il dolore in travaglio può essere gestito con tecniche di rilassamento, la possibilità di usare yoga, respirazione, il rilassamento nella vasca e varie cose. Alle volte può non essere sufficiente, e quando la donna richiede appunto l'utilizzo di farmaci, l'analgesia epidurale viene considerata ormai il gold standard, perché da una parte possiamo usare piccolissime quantità di farmaco, quindi sicuri per la mamma e per il bambino, vengono iniettate in una zona dove addormentano solo le vie di conduzione del dolore, agiscono sui nervi, e quindi la mamma è libera di muoversi, non è ferma nel letto, collabora con l'ostetrica, può mettersi sulla palla, cambiare posizione. D'altra parte, per fare tutto questo però è necessario inserire in travaglio, tra una contrazione e l'altra, tramite un ago, un cateterino nella schiena della signora, e quindi sicuramente bisogna avere delle abilità tecniche e delle competenze che non riguardano proprio la figura dell'anestesista. L'epidurale si può chiedere quasi in qualsiasi momento del travaglio, ed è compito della signora decidere quando, perché è la signora che avverte il dolore delle contrazioni, nessun altro può interpretare la sua condizione. E quindi Anche perché, dottoressa, io ci tengo sempre a dirlo, ogni donna ha la propria storia, ogni donna vive la propria gravidanza, quindi è una cosa a sé, non ci può essere una regola per tutte, vero? Assolutamente, infatti il nostro intervento deve essere in qualche maniera sartoriale, viene così detto. Sì. Quindi una volta che la signora è in travaglio, appunto, può decidere se avvalersi o meno di questa tecnica. Non esiste un numero magico di dilatazione a cui intervenire, e quindi esclusa la fase espulsiva, in cui tecnicamente sarebbe un attimino complesso,
la signora può richiedere il nostro intervento. La tecnica si adatta alle varie fasi del travaglio, il quantitativo di farmaco e anche le metodiche possono essere adattate alla fase, quindi possono essere messe in atto nella fase iniziale oppure anche quella un attimino più avanzata. Ci tengo anche a dire un'altra cosa, lei come anestesista propone e gli anestesisti fanno cose soltanto che possono fare, ovviamente che la donna può ricevere. Sì, non potremmo essere mai autorizzati a fare qualcosa che sia nocivo per la mamma o per il bambino. L'analgesia epidurale è stata inserita anche sui livelli assistenziali minimi da parte del Ministero della Salute, quindi diciamo che sicuramente non siamo autorizzati a fare cose che possono essere lesive. Logicamente negli anni questa tecnica ha avuto modo di svilupparsi, si è sempre più affinata, sono stati modificati i farmaci, le nostre conoscenze si sono modificate. Anche perché un medico non smette mai di studiare. Assolutamente, giusto? E di conseguenza possiamo offrire alla signora un prodotto sempre più sicuro, sia a lei che al bambino. Non esiste più l'indormia che dura 6 mesi come nel passato, oppure le analgesie con il cloroformio che hanno aperto la storia dell'analgesia nel parto con la regina Vittoria, quindi sì, siamo andati un attimino avanti. Dottoressa, in alcuni casi il parto viene programmato, dunque si va a fare un taglio cesareo, l'ha citato proprio anche lei prima nella prima risposta. Come interviene in questo caso l'anestesista? L'anestesista in caso di taglio cesareo interviene in base all'indicazione del taglio cesareo, quindi al suo grado di urgenza e in base alle condizioni cliniche della mamma. Quindi se il taglio cesareo è programmato, cosiddetto elettivo, ad esempio un taglio cesareo per una presentazione podalica, il bambino ha deciso che sta seduto e basta. Sì. In questo caso e anche in alcuni casi in cui l'urgenza non è così pressante, offriamo alla signora l'anestesia spinale o subarachnoidea. Assomiglia molto all'anestesia epidurale perché si tratta sempre di mettere un ago nella schiena della signora, però in questo caso cambia il posto in cui vengono iniettati i farmaci, sono ancora di meno, fra virgolette, un ago più sottile, non si mettono cateterini, è una tecnica più veloce, è un'anestesia. Quindi la donna perde completamente la sensibilità più o meno dal livello del seno fino a tutte le gambe, la muscolatura si deve rilassare, quindi c'è proprio un blocco motorio, la signora non può muovere le gambe durante l'intervento, però ha il vantaggio di rimanere sveglia e non c'è farmaco che viene passato né alla mamma né al bambino nel circolo generale. Quindi diciamo che la mamma quando nasce il bambino può vederlo immediatamente. Poi pian pianino questi farmaci finiscono la loro azione e la donna... Quanto tempo circa? Ecco, un paio di orette, 2 orette e Ok. mezza circa questa situazione. Se invece si tratta di dover intervenire in emergenza oppure se ci sono delle controindicazioni a mettere anche un ago nella schiena a una persona perché ci possono essere anche delle condizioni in cui è impossibile eseguire l'anestesia spinale, allora dobbiamo addormentare completamente la mamma e si ricorre quindi proprio all'anestesia generale che è l'anestesia con cui si fanno la maggior parte degli interventi, la mamma dorme completamente, dorme fino alla fine dell'intervento, qui viene risvegliata, anche questi sono farmaci ormai moderni, a rapido metabolismo, a rapida eliminazione. Quindi vengono smaltiti in maniera... Molto velocemente, non passano poi Sì. al bambino. Infatti il bambino quando nasce dall'anestesia generale è decisamente sveglio, non addormentiamo anche il bambino Sì. e una volta che la mamma viene dimessa e arriva in reparto è tranquillamente in grado di accogliere il bambino, tenerlo per il conto. Autosufficiente? Sì, sicuramente sarà più sedata rispetto all'anestesia spinale, però è tranquillamente in grado di portare avanti il contatto pelle a pelle e tutte le pratiche che normalmente vengono adesso messe in atto per migliorare il bonding tra mamma e bimbo. Che poi di questo ne parleremo nelle prossime puntate. Dottoressa, dunque, finito questo
In questo momento la madre comunque sta un po' di più a letto, ma poi appunto, come dice lei, riacquisisce tutte le sue forze. Assolutamente, è libera di decidere quando riprendere l'alimentazione, non ci sono limiti. Una volta ricordo che le signore venivano lasciate a digiuno dopo il taglio cesareo per 1, 2, 3 giorni. No, adesso la mamma quando se la sente è libera di riprendere l'assunzione dei liquidi e riprendere l'alimentazione quando ritiene più opportuno e viene aiutata poi per quanto riguarda la gestione del dolore che normalmente dopo un intervento chirurgico si presenta, con i farmaci più appropriati. Per noi i nostri protocolli prevedono semplicemente paracetamolo e un antinfiammatorio che è un antinfiammatorio che si concentra il minimo possibile all'interno del latte, anche se per i primi giorni dopo il cesareo, insomma, anche parlare di allattamento è un attimo precoce, però abbiamo scelto i farmaci che sono più sicuri sia per la mamma che per il bambino. Vengono appunto sempre somministrati farmaci che si possono assumere. Sì. Uno è il paracetamolo e invece l'altro farmaco è l'ibuprofene. Il paracetamolo tutte le signore in gravidanza lo conoscono perché è l'unico farmaco che praticamente possono assumere in caso abbiano febbre, dolori, e invece l'antinfiammatorio, l'ibuprofene, è stato scelto appunto per questa sua bassissima concentrazione a livello del latte materno inferiore all'1%, quindi un quantitativo assolutamente trascurabile. Qual è il momento più bello del suo lavoro? In questo contesto qui? Quando vediamo che la mamma, dopo aver partorito, è felice assieme al suo bambino, al suo compagno, e quindi sappiamo insomma di aver fatto un buon lavoro assieme a tutti gli altri e di aver portato a casa quello che è il risultato desiderato. Dottoressa, la ringrazio, grazie per essere stata qui con noi. Noi ci rivediamo fra pochissimo, ci fermiamo solo per qualche minuto di pubblicità e fra poco parleremo con un'ostetrica. A fra poco. E bentornati, come vi avevo anticipato prima, parliamo dell'ultima fase della gravidanza, quella che viene definita travaglio. Lo voglio fare assieme a voi, ma con Eliana Ciflicu, ostetrica dell'ospedale di Santa Maria della Misericordia di Udine. Benvenuta Eliana. Buongiorno. Grazie. Senta Eliana, ci aiuti a capire come si gestisce questa fase e che cos'è il travaglio? Dunque, durante il termine della gravidanza si verificano una serie di modificazioni sia dal punto di vista fisico che emotivo-relazionale, associate poi a delle contrazioni che inizialmente sono preparatorie fino a diventare contrazioni proprio regolari e da travaglio, come le definiamo. Contrazioni che portano una modificazione vera e propria anche a livello del collo dell'utero. Dunque la definizione che diamo di travaglio si rifà alle ultime linee guida del NICE, l'Intrapartum Care, che ci dice appunto un'attività contrattile regolare sia nel ritmo che nell'intensità del dolore, ma anche che porta a una modificazione cervicale importante dai 5 cm di dilatazione in avanti. E dunque per quanto riguarda la durata diciamo, del travaglio è molto variabile e Io ci tengo, dottoressa, a dire sempre ogni storia è a sé, ogni donna vive la propria storia, non c'è una regola fissa, mai. Esattamente. Ed infatti quando parliamo di travaglio dobbiamo considerarlo proprio come un processo multifattoriale e dobbiamo considerare diversi aspetti, l'aspetto, i fattori, i fenomeni che definiamo proprio dinamici, dunque che riguardano la mamma, quindi le modificazioni cervicali, l'apertura, la dilatazione, il raccorciamento della cervice, ed poi abbiamo ancora i fattori meccanici, quindi sono proprio la discesa, diciamo in un certo senso, il confronto della parte presentata, quindi che è la prima parte del bimbo, del feto, che si confronta col bacino materno e quindi che scende all'interno del canale del parto. Poi ancora abbiamo i fattori
neuroendocrini e in cui dobbiamo appunto considerare la relazione che si viene a creare tra mamma e bimbo, che c'è già durante la gravidanza, che si intensifica e continua durante il travaglio stesso. Fattori neuroendocrini, questa bilancia diciamo neuroendocrino vede da una parte quindi contrazione e pausa, poi il rilascio di ormoni quali adrenalina da un lato, ma anche l'ossitocina, le endorfine, la melatonina e la prolattina, che sono ormoni che tutelano diciamo, dallo stress del travaglio stesso, che aiutano la mamma e il bimbo a gestire al meglio la fase del travaglio. La natura pensa a tutto. La natura si può pensa a dire così? tutto, esattamente, esattamente. Senta, ma quali sono le tecniche di rilassamento che vengono consigliate e alle quali è bene far riferimento? Dunque, per quanto riguarda le tecniche non farmacologiche, io mi sento di mettere al primo posto, assolutamente sostenuta anche dalle evidenze scientifiche, la presenza costante dell'ostetrica e quindi un rapporto one-to-one con la mamma, con la coppia e con la diade, dunque mamma-bambino, e una relazione empatica che si viene a creare proprio tra l'ostetrica e la donna. E un ambiente sicuro in cui la mamma si senta libera di esprimersi, un ambiente a proprio agio. A proprio agio, esattamente, un ambiente senza giudizio, un ambiente in cui non ci siano interferenze di nessun tipo, e in un ambiente che non sia luminoso, che non sia, non abbia a livello sonoro dei disturbi. Ed oltre a questo abbiamo appunto il massaggio, molto importante, una tecnica di rilassamento ma anche di relazione tra proprio la mamma e la donna, e massaggio che può effettuarlo anche il partner o comunque la persona che accompagna la mamma stessa, e abbiamo il rilassamento tramite la voce, tramite il respiro, e non soltanto, tecniche anche come l'idroterapia, dunque la doccia, quindi l'immersione in acqua calda dove è possibile, nelle strutture dove è possibile effettuare ciò, e ancora abbiamo la musicoterapia, l'aromaterapia, e abbiamo anche da sottolineare anche il cambio di movimento, il cambio di postura materno durante le fasi varie del travaglio. Ed è interessante capire come molte evidenze scientifiche a sostegno di questo ci dicono che proprio il travaglio in posizioni libere ci permette, la donna in posizioni libere ci permette di avere proprio un travaglio minore nei tempi e con un andamento più naturale possibile. E non soltanto nel travaglio fisiologico vero e proprio è interessante capire come c'è un'involuzione della postura materna. Infatti nelle prime fasi è spontaneo che la mamma assuma delle posizioni erette e fino ad arrivare verso le fasi inoltrate del travaglio in cui la mamma spontaneamente inizia ad accovacciarsi e ad avvicinarsi al pavimento per rilasciare in un ambiente che reputa spontaneamente più sicuro il suo cucciolo. Uno dei momenti più delicati, così, anche, il momento anche più atteso è quello tra l'incontro proprio tra la mamma e il neonato. Cosa dire di questa fase? Allora, questa fase dopo il parto è importantissima per una serie di fattori, sia per creare quello che viene chiamato bonding, quindi il legame tra mamma e bimbo duraturo nel tempo, e anche come primo attacco al seno. Infatti si evidenzia che proprio il primo attacco al seno precoce, già dopo la nascita, è alla base a sostegno di un allattamento più efficace, più duraturo nel tempo. Quello che viene definito pelle a pelle viene eseguito, quindi un contatto diretto tra mamma e neonato subito dopo la nascita, se le condizioni di mamma e bimbo lo permettono, e deve durare almeno 60 minuti e fino a quando la mamma lo desidera. I benefici sono innumerevoli. Per quanto riguarda il neonato abbiamo una termoregolazione, una migliore termoregolazione, e sappiamo infatti che i neonati alla nascita tendono a disperdere calore. Abbiamo un neonato che piange di meno e quindi consuma meno energia, e anche abbiamo un minor rischio, diciamo, di ipoglicemia nel neonato stesso, e non soltanto
soltanto, dal punto di vista proprio emotivo si crea un legame tra mamma e bimbo che, come dicevo, durerà poi nel corso del tempo, e il bimbo, proprio lasciato libero pelle a pelle con la mamma, inizia quello che viene chiamato breast crawl, cioè l'arrampicata proprio verso il seno. Questo processo fisiologico dura anche un'ora ed è variabile chiaramente da bimbo a bimbo. Per la mamma, e anche per la mamma, i benefici sono molti. Infatti durante l'attacco al seno viene proprio liberata ossitocina. Ossitocina, sappiamo, un ormone predominante durante il travaglio, ma non soltanto durante il travaglio, lo troviamo proprio anche durante il postpartum, fondamentale perché deve mantenere contratto l'utero e quindi favorire e cercare di evitare quindi il rischio di emorragia postparto per la mamma stessa. Dottoressa, la interrompo, voglio sapere una cosa: perché il bambino vuole sempre la mamma? Ecco, il bimbo vuole sempre la mamma perché riconosce l'odore della mamma, riconosce l'odore della pelle, riconosce il suono della sua voce, riconosce il suo battito, il suono del suo battito cardiaco, e si sente confortata da questo che istintivamente ricerca, ed oltre a questo chiaramente ha la necessità di essere contenuto per definizione, quindi contenuto tra le braccia della mamma in questo caso. Quindi insomma un momento in cui un momento in cui il tempo in cui accade questo è variabile, anche qui non c'è una regola. Assolutamente no, dipende da bimbo a bimbo, dipende da situazione a situazione, e chiaramente è molto importante anche gli operatori che ruotano, diciamo, attorno al processo nascita, ritorno alla triade in questo caso, e quindi l'ostetrica e le altre operazioni sanitarie che vigilano sicuramente su questi aspetti, che vigilano su queste fasi, in modo tale che tutto sia fatto ovviamente in sicurezza per la mamma e il bambino. Qual è l'approccio che deve avere, così a grosse linee, un'ostetrica con la madre? Sicuramente una relazione empatica, una relazione in cui è importante non creare giudizio, una relazione di apertura ovviamente, in cui permettiamo alla mamma di esprimere i suoi bisogni e le sue necessità, e una relazione di accoglimento, di accompagnamento di quella mamma e della coppia di per sé. Lei ha detto una cosa importante: bisogna creare una situazione di non giudizio, perché sono momenti che alcune donne vivono per la prima volta, dunque si devono sentire proprio in una zona comfort, anche se è la prima volta che magari la stanno vivendo, giusto? Assolutamente, infatti è fondamentale questo, e anche per durante le fasi del travaglio proprio attivare il sistema parasimpatico che cioè che governa in un certo senso il travaglio stesso, che è il sistema della calma, della quiete, della pace. Se questo deve prendere sopravvento in un processo fisiologico, a discapito che ovviamente in parte ci sarà anche il sistema ortosimpatico, l'attacco e fuga, ma dovrebbe essere contenuto attraverso il sostegno emotivo e il sostegno, come dicevo, tramite le tecniche non farmacologiche in questo caso, per gestire il dolore al meglio. Qual è il consiglio che si sente di dare alle mamme che ci stanno guardando e anche alle future mamme? Mi sento di consigliare sicuramente di ascoltare il proprio corpo, di entrare in comunicazione con il proprio bambino, perché questo è alla base di tutto, di cercare sicuramente il posto più sicuro, quello che reputano più sicuro e più adatto per il proprio parto, e di lasciarsi affidare e aiutare sicuramente in questo processo di passaggio, in questo viaggio chiamato proprio travaglio. Eliana Ciflicu, grazie per essere stata con noi. Noi per questa puntata ci fermiamo. Attenzione, non mancate alla prossima, perché ho deciso di dedicare una puntata interamente al padre, alla figura del padre. Quindi ci vediamo la prossima settimana, non mancate.